noi la parola la manteniamo, avevamo promesso ristrutturazione della sanità della città storica e lo stiamo facendo. Siamo coscienti del fatto che abbiamo due fattori importanti: primo, che i cittadini hanno tutti diritto, da nord a sud, da est ad ovest, in Veneto, di essere curati nella maniera migliore e uguale per tutti; due, che Venezia è anche una vetrina internazionale che non si può permettere figuracce, per cui oggi possiamo dire che per la prima volta nella storia c'è un Nelli superficie, l'abbiamo realizzata noi. Se questa è una colpa? Beh sì, è una partita che ci dà soddisfazione pensare che quel pasto che costa 6,5 € qui e costa 60-80 € in giro per l'Italia costerà 6,5 € anche in giro per l'Italia, vuol dire dare un'indicazione, fare un esempio, cioè essere un punto di riferimento. Detto questo, dico anche che i costi standard, che ancora a livello nazionale non sono visti bene, perché vuol dire a molti dovranno rinunciare a tanti privilegi, prima o poi saranno una necessità. Quindi, come mutuando le parole del Capo dello Stato, non saranno più una scelta ma una assoluta necessità. Ma perché siamo virtuosi, perché cerchiamo di fare in modo che gli sprechi siano ridotti al minimo. Dico ridotti al minimo perché poi la macchina della sanità è una macchina grande, una macchina con 75 ospedali, 94.000 dipendenti, 2 milioni di accessi di cittadini ammalati o forse potenziali ammalati che entrano dai pronto soccorso, che danno vita a 13 milioni e 700.000 prestazioni. In una macchina del genere, se tu hai il controllo della spesa, riesci a ridurre all'osso gli sprechi. Se fai, tanto paga pantalone, come accade in giro per l'Italia, gli sprechi poi vengono fuori e i conti si vedono. 4 regioni del sud hanno un buco di 5 miliardi della sanità.